magari adesso vedo se c'è Don Claudio che celebra. Ok, poi. Perché però facciamo l'ame in ogni caso, anche se Sì, facciamo il 3. esatto, dopo l'ultima strofa conviene sempre farlo. Poi Ci sarà il nostro se c'è Don Burgio glielo faccio. Allora, no, se è meglio che Don Claudio magari non so, per cui se io Gloria in eccelsis. Avete, non conviene che vada al microfono perché non si sente niente. O quello della guida. E poi do la nota e io do Gloria in excelsis Deo. do la nota e faccio delle foto, sono faccio le case. qua dove ci sono questi sì, ma lo fate proprio come fossero episodi, perché ho visto che Faccio un po' più lento per noi. io vi vengo dietro, quale sia il vostro tempo? Abbiamo, scusi maestro. Iniziamo faremo quello lì e io canto a cappella le strofe. Ok, va bene, io ve lo suono una volta, lo suoniamo una volta tutto, ok? Oppure le do questo, l'intonazione poi. E poi lo ripetiamo, se si tratta di Quando finisce ogni singola strofa, sì, lei dà la nota e noi partiamo di do la nota. quindi aspettiamo la sua nota. Sì. Aspettiamo la sua nota. Ok. Perché io faccio la cosa. Poi c'è Gregorio, l'alleluia, ed è mezzo che la canzone è particolare perché l'ho trovato sperando che vengano gli incastri dai vari mix. Sì. Perché, Va bene, speriamo di- fate voi. perché devo fare tutto. Quindi è meglio. Io lo guido tutta la registrazione. Grazie. Per lui mi scusi. No, vi potete rimanere lì perché si Questo facciamo a cappella di donne, facciamo sempre anche da noi. L'intonazione la volete da me o la prendete da Perché io in genere gliela do sussurrata, però qui ci sono i microfoni sopra. Sì, ma non è un problema. Se per lei ce la vuole un po' vicina, per Cosa volete, note volete? anche più Spiritu Santo, Spiritu. Non troppo bassa però, perché le donne sono Sanctus Spiritus, alleluia. No, così alta. Spirito Santo, Spiritus, alleluia. Si tratta le nostre un po' basse, un po' più Spiritus, questa è la benissima. ma fa solo me lo segno, allora. Poi abbiamo Fonte Viva, non so se l'avete fatto. Faremo magari 3 strofe, secondo lei. Due bastano, Due basta. però. Quindi io ho questo esterno. Poi Santo, Luca, vieni a provare anche l'inizio del Santo. Guarda, il maestro ti dà le note. Io do. Ecco qui Andiamo dritti. ditemi voi dove, perché io faccio quello che vedo segnato, per cui se mi dite se aggiungete gli episodi ditemi. Io faccio, di solito facevamo una piccola pausetta sul solo. Anche tutte le volte anche sulla terra. Sì, è vero. Quello che mi ha mandato lei. Qui col coro te vediamo di non respirare.
che fate voi, che qui è... Noi, la tradizione del Duomo è che si è fatto scorrevole. Santo, perché i canonici lo fanno ormai in automatico, in battitura, enter e vai. Per cui va e sì. Perché noi veniamo, comunque se lei lo suona veloce io vengo dietro. No, ma io le vengo dietro, ma se lei non sa come si No, ma fate, cioè nel senso che io vi metto a vostro ordine il migliore dei miei, nel senso come siete abituati voi, nel senso che non esiste un'indicazione di metronomo, esiste una tradizione, un'abitudine, un modus. Per cui sì, mi piace. Mi piaceva molto come passo Ma quella le metto io queste stazioni. anche un salutare Sostia, vedete, facciamo a cappella però non torna in buca. Sì. Va bene. E andrò a spezzare subito dopo l'anno di Sfuggì, è Don Bugio, la Ecco, lo canta, quindi amen, poi esatto, quello lì lo possiamo già dire. ecco, conviene risistemmiarli perché dopo Vogliamo mettere una fare la croce cosita nel no, assolutamente. Ci penso io, no, perché qui è come la battaglia navale, questo.
nascose la presenza del Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Rispose: ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura, perché sono nudo e mi sono nascosto. Riprese: chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui io vi ho comandato di non mangiare? Rispose l'uomo: la donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Il Signore Dio disse alla donna: che hai fatto? Rispose la donna: il serpente mi ha ingannato, io ho mangiato. Allora il Signore Dio disse al serpente: poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insedierai il calcare. Alla donna disse: moltiplicherò il tuo dolore e le tue gravidanze col dolore partorirai figli. Verso tuo marito sarà il tuo istinto ed egli ti dominerà. All'uomo disse: poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui avevo comandato non devi mangiare, maledetto il suolo per causa tua. Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e carni produrrà per te e mangerai l'erba dei campi. Con il sudore del tuo volto tu mangerai il pane, finché non ritornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto, polvere tu sei, e in polvere ritornerai. L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu madre di tutti i viventi. Parola di Dio.
stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. La legge poi sopravvenne perché abbondasse la caduta, ma dove abbondò il peccato sovrabbondò la grazia, di modo che come regnò il peccato nella morte, così regna anche la grazia mediante la giustizia per la vita eterna per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Parola di Dio. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. Parola del Signore. Dove sei? Ecco la domanda che il Signore Dio rivolge ad Adamo. Dove sei? Ed è la domanda che sentiamo nostra.
importante anche il ministero che svolgo a Beccaria, nel carcere minorile di Milano. Sempre si deve partire da questa domanda con i ragazzi reclusi: dove sei? Dentro questa cella. Dove sei significa perché sei qui, qual è il tuo reato. È importante partire non tanto da una conoscenza della persona, ma partire proprio dal reato. Tu sei qui per quel reato. Guardiamolo in faccia, diamo un nome, diamo un contenuto, perché solo se guardiamo la realtà possiamo capire come venirne fuori. E così avviene nella vita anche spirituale del cristiano. Molte volte la fretta ci impedisce di guardare dentro noi stessi. E allora questa domanda, dove sei, ritorna prepotente, perché possiamo comprendere noi stessi solo se ci poniamo di fronte alla nostra realtà, solo se abbiamo il coraggio di guardare noi stessi e di riconoscere che siamo peccatori, tutti fragili, e non dobbiamo aver paura. Ecco, Adamo dice: ho avuto paura perché sono nudo, mi sono nascosto. Ecco il sentimento forte dell'uomo quando scopre di non essere secondo le attese di riconoscimento degli altri. La paura. E la paura anche di tanti ragazzi, di tanti giovani che incontro nel Beccaria come nelle nostre realtà di città, di quartiere. Ragazzi orfani di identità, che hanno paura di essere messi a nudo, di essere scoperti nelle loro fragilità e che di conseguenza rischiano di diventare persino violenti, incapaci di sostenere lo sguardo di giudizio molto impietoso dell'adulto, che si chiami genitore, che si chiami insegnante, educatore, che si chiami legge. Ecco la legge che il Signore Dio pone nel giardino dell'Eden, appunto, è la legge che aiuta a scoprirci, a capirci, a comprenderci. La legge non è solo un ostacolo, ma lo comprendiamo bene da questo brano della prima lettura. La legge è ciò che ti permette di misurarti, di capire dove sei. Se nella nostra realtà noi abbiamo la pretesa di eliminare la legge, di eliminare le istituzioni, noi rischiamo di perderci nel caos di noi stessi. Dove sei? È la legge che ti permette di capirti, di comprendere dove sei. È la legge che smaschera le nostre inconsistenze. Ma ecco, la seconda lettura e poi anche il Vangelo ci ricordano la quale legge? Solo la legge dei codici? Solo le istituzioni ci permettono di capire dove siamo? Perché a un figlio di queste nuove generazioni, sappiamo, la legge dei codici non basta richiamare le regole. Ecco perché Gesù ci fa scorgere un'altra legge, la legge della parola, la legge dell'amore, la legge dell'Emmanuele, di quel Dio con noi. Una legge dunque che è scritta nel cuore, è scritta nella vita e si offre alle nuove generazioni, all'uomo di sempre, attraverso la testimonianza e non solo il potere. Se il padre padrone per un tempo ha gestito la legge imponendola sui figli, oggi questo sappiamo è un modello non più in qualche modo vivibile. Oggi il Signore ci aiuta entrando nella nostra
Emanuele, Dio con noi. Il nostro Dio è un Dio non di leggi astratte. Dio con noi è quello che appunto si pone in cammino con noi. Un tempo i greci parlavano di paideia, l'educazione, ma paideia chiamava molto da vicino l'immagine appunto del maestro che accompagna l'allievo camminando insieme. Ecco, di questo hanno bisogno le nuove generazioni, anche i cristiani, di veri e propri testimoni che sappiano scrivere una legge nuova nel cuore di questi ragazzi e sappiano in qualche modo orientarli, non perché fanno riferimento a leggi astratte e lontane, ma perché camminano con loro e insieme nella vulnerabilità della nostra vita sanno ritrovare il senso del loro camminare. E allora comprendiamo anche Maria, che si pone come modello di questo cammino, come madre e maestra. Chiediamo allora al Signore davvero di capire questo, di non aver paura di entrare nella nostra vita anche di peccato, nel saperla guardare in faccia. Quando un ragazzo alla Beccaria semplicemente cerca di rimuovere un reato, lo ammette, ma non è disposto a capirlo. Ecco, la dimenticanza alla fine non produce cambiamento. Quando un ragazzo è disposto invece a guardare in faccia il proprio reato e te lo racconta filo per segno, allora c'è questa capacità nuova della vita di una persona di rinnovarsi, di cambiare. Vi lascio come un esempio dei tanti che incontro con i ragazzi del Beccaria. Anni fa c'era appunto un ragazzo accusato di omicidio, 14 anni. Aveva ucciso una ragazza nel Bresciano, una certa Desiree. Bene, questo ragazzo per 3 anni e mezzo a Beccaria ammise il reato, commesso insieme ad altri ragazzi di trentennio, ma non ne parlava mai. In cella parlavamo sempre di calcio, di Roberto Baggio. Poi un giorno, improvvisamente, a 17 anni e mezzo, la mamma mi ferma e mi dice: Don Claudio, oggi per la prima volta mio figlio all'improvviso mi ha fatto questa domanda: mamma, se quella sera ti avessi detto che ero stato io, cosa avresti fatto? La mamma dice: gli sarei stata vicino, però ti avrei portato a costituirti. Vedete cosa vuol dire la legge? Cosa vuol dire la legge del cuore? Cosa vuol dire saper orientare, saper entrare dentro i nostri peccati, le nostre ferite? La risposta di quel ragazzo alla mamma fu: grazie mamma, perché questa è la risposta che speravo di sentirmi dire. 3 anni e mezzo, i cambiamenti non sono mai dettati da quali condizioni esterne. La vita di un uomo cambia quando è il momento, ma questo cambiamento è possibile, è vero, quando non è frutto di una dimenticanza, ma quando è frutto davvero di una responsabilità vissuta con amore.
grandi fiducia dunque che rivolgiamo la nostra preghiera al Signore. Ciascuno porta nel cuore tante intenzioni per la propria vita e per la vita degli altri. E allora davvero affidiamo tutto al Signore perché ci accompagni come pedagogo sulla strada della vita. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Per la Chiesa sia sempre una comunità gioiosa nella fede, aperta alla speranza, protesa verso la santità. Preghiamo. Per il mondo intero possa riconoscerti come l'unica vera sorgente della bontà e di ogni benevolenza e misericordia. Ti preghiamo. Per noi, docile alla parola del tuo Figlio, sappiamo disporci all'incontro con i fratelli e vivere autenticamente la nostra libertà. Ti preghiamo. O Dio Padre nostro che ci vedi tra le insidie del mondo e sai che la nostra fragilità non può reggere a lungo, donaci la salute fisica e la serenità dello spirito. E se per le nostre colpe qualche male ci affligge, aiutaci a sopportare. Per Cristo nostro Signore. Amen. Scambiamoci un segno di pace.
Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie per la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
affari celesti di cui ci siamo nutriti a questo altare, ci liberi, o Dio, da ogni male che insidia il nostro cuore e la nostra vita, e nessuna avversità riesca più a dominarci, ora che siamo stati rinvigoriti dai tuoi divini misteri. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ringraziamo la cappella musicale della Basilica dei Santi Martiri di Nero e Nero, con il loro parroco che hanno celebrato. Insieme invochiamo la benedizione del Signore, che deve raggiungere ciascuno di noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace.
possiamo... Grazie, complimenti. Ma fa il maestro della cappella musicale del Duomo che ci perdoni per Davvero mi sono tutte le nuove. Grazie.